Un olio su tela e una carta incollata su tavola, due pregevoli opere della raccolta degli Uffizi di Firenze riportano il maestro cadorino Tiziano Veceglio nella sua casa natale a Pieve di Cadore. Un evento eccezionale nel suo genere. Sono opere databili tra il 5 e il 600 e normalmente non visibili perché si trovano nei depositi delle gallerie degli Uffizi. Questi due ritratti raccontano la storia di un volto, quello di Tiziano Veceglio, nato a Pieve di Cadore da anziano. Già nel 1928 l'allora presidente della magnifica comunità di Cadore chiese a Mussolini la possibilità di avere uno dei due dipinti, ma non gli fu concesso. Noi abbiamo riprovato questa esperienza che può anche in qualche maniera, crediamo, aprire anche ad un nuovo dibattito attributivo e quindi facciamo sì che questo possa accadere sia per i visitatori che per gli studiosi. Obiettivo dell'iniziativa è quello di riportare lo spirito di Tiziano a Pieve di Cadore, portando i visitatori nella casa in cui nacque, crebbe e frequentò per tutta la vita. Attorno agli anni '20 la casa venne acquistata dalla magnifica comunità di Cadore, che ne ha curato la ristrutturazione. Era evidentemente in stato di decomposizione, le fotografie lo dimostrano, e l'ha conservata sempre come una delle cose più prestigiose del patrimonio della comunità stessa. Il titolo della mostra Tiziano, l'enigma dell'autoritratto, dal 28 luglio al 28 settembre nella casa natale a Pieve di Cadore, è del compianto Lionello Puppi, accademico e storico dell'arte, autore di uno studio sulla questione degli autoritratti tizianeschi. Tiziano aveva mandato qui a Pieve da un suo parente un autoritratto, non sappiamo se si tratta di uno di questi due dipinti provenienti da Firenze, lo potremo ipotizzare, ma potrebbe essercene un terzo o un quarto non più presente.